Secondo il sindaco Armelao, la consigliera regionale Baldini, intervenendo sui fatti cittadini, per ben 3 volte è uscita dal seminato facendo esternazioni, dimostrazione di una cattiva memoria, parlando di fatti in cui il cattivo governo del Movimento 5 Stelle, passata amministrazione, ha fatto la sua pessima parte. Lo ha fatto a sentire il sindaco parlando del Bragozzo, affondato in piena campagna elettorale a causa dell'abbandono e del menefreghismo proprio di chi allora era il governo della città, il Movimento 5 Stelle. Lo ha fatto parlando della Film Commission, inventandosi la Chioggia Film Commission, dimenticando che Chioggia ha aderito alla Veneto Film Commission. Grazie a questa adesione si tornerà a Chioggia a girare la seconda parte di Odio il Natale. Esistono fondazioni regionali su cui si appoggiano le case di produzione, aggiunge il sindaco, non avrebbe senso crearne un'altra. La scorsa amministrazione avrebbe potuto aderire, ma non lo ha fatto, conclude. La terza esternazione è stata la strumentalizzazione politica dell'uccisione del signor Marangon, avvenuta in via Alga, in cui da tempo ormai ci sono situazioni problematiche. Inutile quindi scaricare ora le colpe ereditate a partire dal 1992. Inutile creare aspettative e false illusioni su questa situazione. Non ci sono molte armi per poterla combattere. Trasferire le famiglie che causano problemi non è sicuramente facile come la consigliera vuol far credere. Non sembra essere stata indirizzata bene, afferma il sindaco, ed effettivamente, come afferma lo stesso, sulla sua pagina il simbolo logo del movimento con cui è stata eletta è scomparso ed è lo stesso Armelao che a riguardo si pone domande.